vecchio del nuovo ministro per il Sud contro l'autonomia, lo afferma il governatore del Veneto Zaia, è tutto a 4 giorni dall'incontro tra i presidenti e il ministro per gli affari regionali Boccia. Dopo battaglie, sentenze e ricorsi, il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre è stato dichiarato legittimo, soddisfatti i comitati promotori. Il caso delle minacce ricevute dall'amministratore del grattacielo di via Pisa a Treviso da parte di un inquilino moroso ha sporto denuncia in questura, piena solidarietà dal sindaco Conte. Incidente nautico al Lido in cui hanno perso la vita 3 persone, rimangono ancora tante le domande alle quali gli inquirenti cercano di dare una risposta. Daniela Sbrollini ha abbandonato il Partito Democratico e ha lasciato perplessi molti militanti di sinistra la decisione dell'ex segretaria dei DS di Vicenza, dove oggi la senatrice ha esposto le sue motivazioni. Grande festa stasera al Teatro Comunale di Treviso per presentare ai cittadini la stagione 2019-2020 del Teatro del Monaco. Visita a sorpresa al ristorante Radici di Padova, arrivato come un cliente qualunque, lo chef poi ha scoperto che si trattava di una grande stella di Hollywood, il regista americano Martin Scorsese. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dall'autonomia perché secondo il governatore del Veneto Luca Zaia c'è stato e ci sarebbe un asse del vecchio e nuovo ministro per il Sud contro la concessione dell'autonomia. Lo ha ribadito anche il collega della Lombardia Fontana, che parla addirittura di boicottaggio, e tutto a 4 giorni dall'incontro tra i governatori e il ministro per gli affari regionali Boccia per trattare proprio questo tema. Ho apprezzato molto la difesa che ha fatto la ministra Lezzi durante le trattative dell'autonomia per fermare le richieste di Zaia e Fontana, che sono diverse da quelle di Bonaccini. Parole del nuovo ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, che non sono di certo sfuggite al governatore del Veneto Luca Zaia, che lunedì incontrerà a Venezia il referente degli affari regionali Francesco Boccia proprio per affrontare il nodo autonomia. Il ministro del Sud, il ministro dell'autonomia, sarà il ministro dell'economia, non so, parla di tutto. Però al di là di questo, questi sono fatti del governo che non mi interessano. Il ministro Provenzano ha detto delle cose molto interessanti. La prima ha sancito che chi ha bloccato l'autonomia è stato il ministro Lezzi. Per la proprietà transitiva il ministro Lezzi è l'ex ministro dei 5 Stelle, quindi scusatemi, per la proprietà transitiva vuol dire che i 5 Stelle hanno bloccato l'autonomia, come ho sempre sostenuto io, quindi è stato bene staccare la spina. Per Zaia esiste un asse Provenzano-Lezzi contro l'autonomia. Il suo collega Attilio Fontana dalla Lombardia parla di vero e proprio boicottaggio attuato dai 2 esponenti dei 5 Stelle e proprio Barbara Lezzi continua a far discutere anche da ex. In queste ore ha fatto sapere che una non ben precisata regione del Sud ha ricevuto dallo Stato contributi per 180 milioni di euro per poi tenerli fermi in un cassetto, annualità 2006-2008. Non è ammissibile che un ex ministro della Repubblica, ancora parlamentare, dica candidamente che ha avuto notizie da ministro di una regione del Sud che aveva a disposizione 180 milioni di euro e non li ha spesi di fondi comunitari. Ripeto, 180 milioni di euro di fondi comunitari e non sono stati spesi. E addirittura il ministro aggiunge, l'ex ministro Lezzi aggiunge, e so chi è la regione ma non lo dirò mai. Cioè, se siamo arrivati al nascondino, allora vuol dire che l'Italia è veramente la Repubblica delle banane. Poi c'è l'efficientissimo e presentissimo e sempre pronto il ministro Provenzano, che magari ce lo può dire lui visto che è il nuovo ministro del Sud. Sempre oggi il ministro Boccia ha ribadito che l'autonomia è scolpita nella nostra Costituzione e la faremo, tornando a porre l'accento sulla necessità di sussidiarietà. Ma in Veneto troverà pane per i propri denti. Lo aspettiamo al varco, annuncia Silvia Rizzotto, capogruppo della lista Zaia presidente a Palazzo Balbi, perché se si vuole, conclude, si potrebbe già passare alle firme lunedì stesso. Cambiamo tema perché dopo battaglie, sentenze e ricorsi il referendum per la separazione tra Venezia e Mestre è stato dichiarato legittimo e naturalmente sono soddisfatti i comitati promotori. Il referendum per la separazione di Venezia e Mestre è legittimo, l'ha dichiarato il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR del Veneto del 14 agosto 2018. Una sentenza importantissima, spiega il portavoce del Comitato 25 aprile, che nel suo statuto riconosce proprio l'importanza di avere 2 distinti comuni autonomi. È fondamentale perché da un lato ristabilisce la gerarchia delle fonti, ovvero la preminenza della Costituzione sulla legge che ha istituito la città metropolitana.
Da un altro lato è fondamentale perché invito tutti a leggere le motivazioni. Praticamente il Consiglio di Stato sottolinea come il ricorso portato avanti dal Comune di Venezia e dalla città metropolitana sia stato un ricorso teso a impedire ai cittadini di esprimersi sull'assetto del loro comune. Terzo luogo, questo ricorso infondato e fatto da consiglieri eletti dal popolo per non far votare i cittadini ha comportato spese e perdite di tempo, e quindi noi invitiamo con forza a capire che è tempo di avere due comuni separati con la loro identità e dignità, due comuni che all'interno della città metropolitana sarebbero 2 tra 44 comuni, quindi non si vede perché ci debba essere il comune di Torre di Mostro, di Quarto Altino, di Stra, ma Mestre non abbia la sua dignità di comune. Entusiasta uno dei principali promotori del referendum, Marco Sitran. L'importante non è primeggiare, ma l'importante è lasciare anche alle future generazioni un territorio meno desolato di quello che ritroviamo adesso. La divisione del Comune di Venezia e ridare dignità a due città vuol dire innanzitutto rinnovare un territorio devastato e soprattutto offrire a Venezia la possibilità di ottenere uno statuto speciale che la può salvare da questo turismo devastante e dai tanti interessi economici su Venezia che hanno sicuramente negato residenza ai cittadini. Da qui un messaggio per il governatore Zaia e il sindaco Brugnaro. A Zaia il fatto che non abbia appellato con noi una sentenza davvero assurda che negava i poteri che la Costituzione attribuisce alla Regione la dice lunga sulla volontà di Zaia di portare avanti le istanze autonomiste. Zaia non ha mai amato Venezia e questa è la dimostrazione più lampante. Riguardo a Brugnaro, Brugnaro è stato eletto grazie ai voti dei referendari insieme alla Lega, il giorno dopo si è rimangiato la parola, ci ha definiti 4 sfigati, ha fatto 6 ricorsi al TAR. Non ho altri commenti da aggiungere. La cronaca, perché è morto dopo oltre 2 mesi di agonia Vasile Todirean, il senza tetto romeno di 42 anni che era stato picchiato e poi bruciato alla stazione di Villafranca di Verona. L'uomo, trovato in fin di vita la mattina dell'8 luglio scorso, non si era mai ripreso al centro ustioni dell'ospedale di Borgo Trento. Le indagini della squadra mobile della questura di Verona avevano portato a individuare e arrestare 3 uomini che vivevano nella zona della stazione, 2 in carcere, mentre il terzo, residente a Villafranca, è finito ai domiciliari. Per tutti ora l'ipotesi diventerà più pesante, omicidio con l'aggravante dei futili motivi, anche se la magistratura appurerà se sia stata davvero l'aggressione a causare la morte del clochard. E ora il caso delle minacce ricevute dall'amministratore del cosiddetto grattacielo di via Pisa a Treviso da parte di un inquilino moroso. Ha sporto denuncia in questura, piena solidarietà dal sindaco Conte. È stato convocato in questura Alessandro Zuin, amministratore del grattacielo di via Pisa, per mettere nero su bianco le minacce ricevute da un inquilino marocchino pronto a farla pagare a lui e a compiere testualmente una strage se gli verrà interrotta l'erogazione dell'acqua per morosità. Ci ha chiamato in ufficio, ha parlato con la nostra collaboratrice minacciando che in caso di distacco dell'acqua avrebbe fatto esplodere l'appartamento. Lunedì mattina verrà staccata l'acqua alle utenze con debiti relativamente alle spese condominiali superiori ai 2.000 euro, anche se un punto prelievo sarà garantito al primo piano. Il soggetto denunciato ha un debito di quasi 38.000 euro. L'azienda di fornitura dell'acqua, l'ATS, si è detta disponibile a ragionare sull'installazione di contatori singoli, in modo che ognuno risponda per sé, come già accade con l'ascensore, utilizzabile solo da chi è in regola con i pagamenti. È un condominio che ha sofferto sicuramente criticità di tipo economico, però è anche popolato da brava gente che vuole cambiare il corso, e quindi stiamo cercando di isolare i casi di difficoltà e cercare di risolvere il problema con loro, e isolare anche quei casi invece di condomini che pensano di poter vivere in un condominio senza pagare. Una linea condivisa anche dal sindaco Mario Conte, che censura le minacce e ribadisce che il comune sta facendo la sua parte per far voltare pagina a quella realtà. Credo che la direzione che è stata intrapresa dall'amministratore, quindi quella della responsabilità e quella del rispetto delle regole, sia assolutamente corretta. Noi come amministrazione abbiamo verificato e fatto dei controlli a tappeto sulle residenze e anche su tutta la situazione di degrado attorno al grattacielo, quindi l'amministrazione ha già fatto il suo. Credo comunque che questa minaccia non passerà inosservata, soprattutto per la questura e per i carabinieri.
E ora torniamo sull'incidente nautico al Lido di Venezia in cui hanno perso la vita 3 persone. Rimangono ancora tanti gli interrogativi ai quali gli inquirenti cercano in queste ore di dare una risposta. Al dolore per la scomparsa dei 3 piloti morti al Lido nello schianto del motoscafo offshore col quale avevano appena polverizzato il record di velocità da Montecarlo a Venezia, si accavallano in queste ore i tanti interrogativi di una tragedia le cui cause rimangono ancora tutte da stabilire. Il fascicolo aperto dalla Procura di Venezia non ha al momento indagati né ipotesi di reato, solo tanti interrogativi in cerca di risposta. Se dall'autopsia disposta sul pluricampione Fabio Buzzi e sui piloti Luca Nicolini ed Eric Horn si potrà accertare se il decesso sia sopravvenuto a causa dello schianto per annegamento, risposte a diversi quesiti, a partire da chi fosse alla guida al momento dell'arrivo al Lido, potrebbero arrivare dalla testimonianza di Mario Invernizzi, quarto membro dell'equipaggio, sopravvissuto all'incidente e ricoverato all'ospedale civile di Venezia. Altri fronti sarebbero aperti per appurare le autorizzazioni di un passaggio ad elevata velocità dell'offshore a ridosso della diga e dalla conoscenza o meno del tentativo drammaticamente riuscito di battere il record di percorrenza Monaco-Venezia da parte della Capitaneria di Porto. Dall'imbarcazione posta sotto sequestro arriveranno ulteriori elementi. Sotto la prua dell'offshore sono presenti i segni evidenti del terribile schianto contro la scogliera della Lunata, la diga in mare costruita a protezione del Mose, tragico punto d'arrivo di un viaggio in mare lungo 2000 chilometri, percorsi in meno di 19 ore ad una velocità superiore ai 130 chilometri orari. E ora la politica. Daniela Sbrollini, vicentina, ha detto addio al PD, ha lasciato perplessi molti militanti di sinistra la decisione di quella che è stata segretaria dei DS di Vicenza, dove oggi la senatrice ha però esposto le sue motivazioni. Io ho una storia di tanti anni di militanza nel partito, sono stata tra i fondatori del Partito Democratico e quindi arrivare a compiere una scelta di questo tipo non è stato facile. Così Daniela Sbrollini, l'ex senatrice PD passata ad Italia Viva di Matteo Renzi, ha spiegato le ragioni della sua scelta, che, ribadisce, non è avvenuta per ragioni locali ma nazionali. Io non ho votato Zingaretti. In questo ultimo periodo più volte avevo manifestato il mio disagio, il mio malessere rispetto anche ad alcune scelte politiche che sono state fatte e avevo sempre evidenziato anche la necessità di una maggiore apertura e di riprendere in mano soprattutto le ragioni per cui avevano spinto i fondatori del PD nel 2008, come me e tante altre persone, a costruire un partito riformista grande. Ecco, queste ragioni si sono affievolite in quest'ultimo periodo. La prossima settimana sarà cruciale per la definizione delle caratteristiche che avrà il nuovo soggetto politico, che in Veneto, con l'appoggio della deputata Sara Moretto, deve affrontare i nodi cruciali dell'economia, dell'autonomia e dell'immigrazione. Quindi io e Sara Moretto vorremmo anche iniziare a lavorare di più su questi temi. L'autonomia la riprendo in mano perché è un tema fortissimo, non ci sono alibi, Salvini non l'ha voluta fare l'autonomia. Possiamo stare sereni allora? Non mi piace tanto questa frase perché non ha portato tanta fortuna in passato, però io dico ritrovare un clima di tranquillità e di rispetto reciproco, forse questo ci aiuterebbe meglio e la politica però dovrebbe dare il buon esempio, non sempre l'ha fatto. È stata venduta all'asta la villa di Freddy Sorgato dove sarebbe avvenuto il delitto di Isabella 90, prezzo finale 261.000 euro. A 33 anni si chiama Gioia Marcolongo ed è lei la nuova proprietaria della villa di via Sabbionio 90 Padovana, appartenuta a Freddy Sorgato e teatro, secondo gli investigatori, del delitto di Isabella 90. L'immobile è stato venduto all'asta mercoledì 18 settembre, ad aggiudicarsela una giovane padovana che ha partecipato partendo dalla base d'asta di 255.750 euro. Ha partecipato all'incanto anche un'altra persona che ha proposto un solo rialzo, alla fine ha vinto la 33enne con un rilancio che
che ha chiuso la vendita a 261.750 euro. Gioia Marcolongo ha dichiarato di essere emozionata, anche se ha confessato di non sapere ancora se andrà ad abitare in quell'abitazione o se verrà messa a reddito. Il denaro della vendita andrà alla famiglia di Isabella Noventa, come stabilito dai giudici del primo e secondo grado di giudizio, che hanno condannato i due fratelli Sorgato, Deborah e Freddy, a 30 anni di pena e a 16 anni la complice, la tabaccaia veneziana Manuela Cacco. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, Isabella Noventa sarebbe stata uccisa in quella villa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 da Freddy e Deborah, che poi si sono liberati del corpo gettandolo nel Brenta. La complice Manuela Cacco si sarebbe presentata invece solo in un terzo momento per la messa in scena, indossando il giubbetto di Isabella e passeggiando in centro a Padova per farsi riprendere dalle telecamere e fingere così una fuga volontaria della vittima. A confessare la messa in scena è stata la Manuela Cacco, che ha accusato gli altri due. Il processo ora attende ancora il verdetto della Cassazione. Intanto la Procura di Rovigo sta analizzando in questi giorni alcuni frammenti di ossa trovate nella spiaggia di Albarella lo scorso agosto e che qualcuno ipotizza possano appartenere proprio al cadavere mai ritrovato di Isabella Noventa. Un autoarticolato si è rovesciato poche centinaia di metri prima del casello di Monselice in direzione Bologna, ferito l'autista. Siamo naturalmente sulla A13, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre il carico, materiale edile, come avete visto nelle immagini, è finito disseminato su tutta la carreggiata. Il conducente è stato preso in carico dal personale del SUEM 118 e trasportato in ospedale. Sul posto il personale delle autostrade e la Polstrada, oltre ai vigili del fuoco, per il recupero del mezzo e il ripristino della carreggiata, inevitabili naturalmente i disagi al traffico. Ora ci fermiamo per qualche istante, torneremo tra pochissimo con altre notizie dal Veneto. Eccoci di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo a Cancia, dove sono iniziati ormai da 2 mesi i lavori sulla frana a difesa dell'abitato in comune di Borca di Cadore, più volte e tuttora oggetto di attenzione necessaria a garantire le migliori condizioni di sicurezza per tutti i residenti. Un intervento da 7 milioni e mezzo complessivi, il primo stralcio di opere per oltre 4 milioni è partito lo scorso 16 luglio e i lavori affidati a un'impresa della Valtellina stanno procedendo secondo la tabella di marcia prevista dalla gara d'appalto che ne prevede la consegna per l'estate 2021. Un intervento complesso, quello per la mitigazione del rischio della frana che minaccia l'abitato di Cancia in comune di Borca di Cadore, dove la notte fra il 17 e il 18 luglio 2009 l'ultima importante colata causò la morte di 2 persone, l'anziana Giovanna Belfi e il figlio Adriano Zanetti, sorpresi nel sonno all'interno della loro abitazione. Quella tragedia suonò come una beffa. Proprio nello stesso periodo la Regione aveva concluso l'iter progettuale per lavori di messa in sicurezza della zona, iniziato una decina d'anni prima, dopo il distacco dall'Antelau di 2 movimenti franosi importanti. Oggi si guarda con ottimismo a questi lavori, attesi soprattutto dai cittadini. Un'opera complessa anche perché non possiamo intervenire durante tutto l'arco dell'anno. In estate abbiamo i problemi delle colate e quindi grande attenzione dovrà essere anche per non mettere a repentaglio le persone che lavorano su questo cantiere, ed d'inverno sapete che purtroppo c'è la neve. Il primo stralcio delle opere prevede la realizzazione della prima di 3 briglie frangicolata a pettine, la deviazione a monte del canale del Bus del Diao per evitare l'innesco delle colate che vengono agevolate dall'acqua. Successivamente sarà riprofilato il canalone della frana. Stiamo già lavorando per eseguire il secondo, per portare avanti la progettazione del secondo stralcio, che sono le briglie a monte. Stiamo mettendo anche a punto la situazione a valle di questa opera, perché dobbiamo anche pensare a un canale. Contestualmente a Palazzo Pironi si pensa già allo stoccaggio del materiale stoppato dalle briglie, che con tutta evidenza dovrà essere rimosso. Insomma, un cantiere che si prevede sempre operativo anche per le manutenzioni. Grande festa questa sera al Teatro Comunale di Treviso per presentare ai cittadini la stagione 2019-2020 del Monaco, programma anticipato questa mattina alla Stampa.
Un casco d'astronauta appoggiato sul tavolo alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro Comunale di Treviso. Figura quella dell'astronauta che compare su cartelloni all'interno e all'esterno del Mario del Monaco, scelta per rappresentare il tabellone di eventi in programma di quella che è stata denominata una stagione stellare. Prosa, lirica, danza e la nuova rassegna di comici Divertiamoci a teatro compongono il ricco calendario che spazia dalla Madama Butterfly di Puccini ad aprire la stagione lirica alla comicità di Ale Franza o Nino Frassica e che vedrà il ritorno in città di Marco Paolini. Un programma non ancora del tutto completo e che promette altre sorprese. Questa non è la partita dell'amministrazione ma di tutta la città, l'unica a vincere oggi è Treviso, ha detto il sindaco Mario Conte, che ha promesso una grande festa in occasione dei 150 anni del teatro. Il comunale, ha aggiunto il primo cittadino, continuerà ad essere la culla della cultura di Treviso e vedrà incrementare gli spettatori passando dai 19.000 ai 50.000 all'anno. Conte, che poi ha auspicato di vedere il teatro aperto tutto il giorno a beneficio dei turisti che arrivano in città. Un teatro del popolo, lo ha definito il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Beltotto. Un teatro che appartenga al popolo sia perché rimane aperto il maggior numero di ore possibili durante la giornata, sia perché si apre a tutti i generi e a tutte le culture. Un teatro dove possono entrare tutti, ad iniziare dai giovani. Ci sono anche sconti per i giovani, che è una cosa fondamentale. I giovani devono arrivare a teatro come si può, bisogna portarli dentro. Lasciate alle spalle le difficoltà dei mesi scorsi che avevano messo a rischio il futuro del comunale e dei suoi dipendenti, oggi si scrive una nuova pagina. È una giornata storica non solo per Treviso ma per tutto il Veneto. Finisce il Medioevo e inizia il Rinascimento, ha detto il governatore Zaia, che ha spiegato come con l'ingresso del comunale si rafforzi l'obiettivo della regione di ampliare il parterre del Teatro Stabile del Veneto. È un teatro diffuso sul territorio che mette a sistema tutti i teatri del Veneto, o quasi tutti in questa fase, e soprattutto è un teatro, il Teatro Stabile del Veneto, che produce quindi anche delle produzioni che poi vengono, oltre che rappresentate nei nostri teatri, anche vendute. Visita a sorpresa al ristorante Radici di Padova, arrivato come un cliente qualunque, lo chef ha poi scoperto che si trattava di una grande stella di Hollywood. Quando ha visto arrivare 3 macchinoni con i vetri oscurati, già era evidente che non si trattava di un cliente qualunque, ma impegnato come era in cucina, nonostante il vetro trasparente consenta di vedere la sala e di essere visti i fornelli, non aveva dato peso alla cosa. Poi ha visto un volto particolare, noto, già visto in TV, ma solo dopo aver chiesto conferma ai suoi collaboratori il dubbio è diventata certezza. Ad un tavolo dello chef Andrea Valentinetti era seduto il regista americano Martin Scorsese, quello di un Oscar, 3 Golden Globe, un Leone d'Oro a Venezia e una Palma d'Oro a Cannes, tanto per capirsi. Abbiamo ricevuto una prenotazione con un nome normalissimo, poi eravamo lì intenti a preparare. Io devo dire la verità, ero strapreso perché avevamo comunque il ristorante pieno a pranzo ieri e quindi ero lì che guardavo le preparazioni, non me ne sono neanche accorto. A un certo punto mi giro e vedo un volto un po' familiare che avevo già visto, no? A quel punto lo chef ha fatto un bel respiro e manco fossero gli ispettori della guida Michelin, ci ha messo il suo consueto impegno e ha servito lui e la sua famiglia come fosse un cliente qualunque. Non sapevamo che venivano, quindi per noi è stata una sorpresa trovarli in tavola, ma come sempre per noi tutti i clienti sono uguali. Finito il lavoro sul set, la troupe ha scelto il locale padovano per il pranzo, evidentemente consigliati da qualcuno vicino al regista americano di origini siciliane. Sono arrivati ovviamente con solite macchine, bodyguard, tutto quello che segue. Ho fatto un menù degustazione a 7 portate, uno dei nostri cavalli di battaglia, che è il menù Il mare e la laguna, quindi tutto quello che si riferisce comunque alla tradizione veneta. Ed è stata una bellissima cosa, sono stati contenti, ci hanno ringraziato, persona tranquillissima, era con la sua famiglia, insomma erano in una cena molto tra di loro riservata, quindi anche per noi era massimo riservo, li abbiamo lasciati tranquillissimi, cioè comunque il ristorante pieno, comunque anche gli altri clienti se ne erano accorti, però davvero persone normalissime, squisite. Il prossimo sogno del locale ora potrebbe essere quello di guadagnare una stella di qualità. Il prossimo sogno, una stella? No, è un altro sogno, non è una stella, ma c'è un altro sogno che probabilmente arriverà nel 2020. È tutto per questa sera, era l'ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito. Prima di salutarci vi ricordo questa sera a 20:10, subito dopo i nostri telegiornali, ospite Francesco Rucco, sindaco di Vicenza. È tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci.
Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica torna ad aumentare lentamente. La giornata di venerdì 20 settembre sarà dunque all'insegna della stabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino cielo ancora a tratti coperto ma senza precipitazioni associate. Dal pomeriggio invece sarà via via più soleggiato. Temperature però ancora in lieve diminuzione, minime tra 8 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 19 e i 22 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo, vedete, sarà sereno e sgombro da nubi dappertutto. Temperature in calo anche qui, minime tra 11 e 14 gradi, massime tra 21 e 22 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, qualche nube in più sui settori meridionali ma senza conseguenze, più sole invece altrove. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime in calo sui 23 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.